Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho appena aperto con D4 e 5, sempre partita 3 minuti più 2 secondi a mossa. Ok, questo è un gambetto che scorretto sicuramente, dovrebbe essere Englund, ma potrei ricordarmi male. Qua semplicemente la confutazione è mangiare il pedone e basta. Ok, altro piccola cosa da sapere, adesso alfiere F4 e donna B4, ok, chiaro, doppio e anche il re. Ok, qua non bisogna spaventarsi, alfiere D2, donna per B2 e ora la trappola del nero è molto carina perché su alfiere C3, che sarebbe la mossa diciamo più spontanea perché attacca la donna, difende la torre, difende il pedone, fa tantissime cose. Però su alfiere C3 seguirebbe alfiere B4 e dopo alfiere B4 la posizione del bianco è terribile perché si ritrova con la torre sotto. Se l'alfiere mangia l'alfiere, cavallo mangia, attacca C2, attacca A1 e la posizione del bianco è abbandonabile. Invece la mossa giusta è semplicemente cavallo C3. Tiro fuori un pezzo, non me ne frega niente di non guadagnare il tempo, tanto il tempo lo guadagnerò dopo con torre B1. La donna sarà costretta a muoversi in A3, il bianco può guadagnare un altro tempo con cavallo B5, la posizione del nero è veramente brutta dopo cavallo C3. E anche il bianco non ha nessun tipo di problema a svilupparsi normalmente. Mentre il nero un po' di problemi ce li ha, appunto dati dalla donna in B2. E chiedo scusa per la voce, ma sono ancora raffreddato. Ok, cavallo B4 è una mossa. Muove la seconda volta lo stesso pezzo in apertura. E attacca soltanto a una piccola minaccia in C2, quindi possiamo difendere o con cavallo B4 o D4 o con torre C1. Penso che il cavallo D4 sia ottima. Ok, attacca. Io contrattacco sulla sua regina. E cavallo posso andare in B5 ora? Yes. Ok, su cavallo. Ok, qua c'è una mossa molto carina. Vi invito a bloccare il video e a trovarla. In realtà penso che ci sia più di una mossa che porta il bianco ad avere una posizione vinta. Anche a 3 probabilmente è molto molto forte. Ok, la mossa a cui pensavo era cavallo D5 perché minaccia C7, minaccia A3 con, sfruttando l'inchiodatura del cavallo e, e poi cosa? Ah sì, e la donna non può mangiare B5 perché c'è il doppio re donna. Però ora che guardo meglio forse la 3 è pure meglio, più, più tranquilla. No, non c'è proprio, questo gambetto è proprio brutto. Englund Gambit, sì, ho avuto la conferma. Ok, forse era meglio cavallo D5. Effettivamente cavallo A6 copre la casa C7, quindi vabbè, comunque donna D8, la posizione del vabbè, qua mi ha lasciato la donna. Dobbiamo mangiare no, forse ho cavallo D6 ancora più forte. Qua posso mangiarmi questo. Torno indietro. Ok, ne ho approfittato per mangiarmi un pedone gratis. Alfiere per A5. Urca. Ancora ho mosso con davvero poco tempo. Ora devo essere un po' sul pezzo.
Ok, se mangia questo sacrificio di toro è giustificato dal fatto che io rimangio con l'alfiere ed è matto, quindi... Ok, qua ne approfitto per fare questo doppio scacco per guadagnare quel secondino che mi serve. E ora gioco torre B8. Anche qua ne approfitto sempre per guadagnare qualche secondo. Ok, adesso matto in C7, ora che l'ho visto. Ok, comunque, partita molto figa, però questo gambetto è proprio solo una trappola. E diciamo che ha provato a intrappolare il giocatore sbagliato. Vanni Maceria conosceva questa trappola. Ciao ragazzi, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!